Grazie Alessia per aver accettato questo invito di questa piccola testimonianza riguardo a sintomi o fenomeni. Stiamo parlando quindi di bruciori o senso di urgenza urinare nella parte della vescica. Ti ho conosciuta diversi mesi fa, penso che oggi sei arrivata qui con un grande bagaglio, e per questo che ti ho chiesto se volevi di esternare o di dare un tuo parere su cosa che ti ha aiutato. Oramai sono passati 6 mesi dall'inizio del tuo percorso. Andiamo dall'inizio, Alessia. Quali erano le problematiche? Ciao Alessio, grazie per avermi invitata a parlare di questa cosa. E allora, io ho iniziato a sviluppare i primi sintomi a circa giugno dell'anno scorso, quindi giugno-luglio 2025, e sono sintomi che si sono sviluppati a seguito di una cistite batterica reale, la classica cistite. Ma quello che è successo è che, nonostante abbia trattato l'infezione batterica con gli antibiotici, con 2 o 3 corsi di antibiotici, i sintomi permanevano. E quindi ovviamente cosa succede? Che nel momento in cui ho sentito i sintomi che rimanevano, ho iniziato ad avere una grande paura, no? E io mi ricordo benissimo questa cosa che non bisognerebbe fare, andare su ChatGPT o Google, e mi ricordo che ho proprio, non me lo scorderò mai, ho fatto questa googolata su ChatGPT e ho detto: ma che cosa può essere che, nonostante abbia preso 2 corsi di antibiotici, questi sintomi della cistite ancora non vanno via? E la risposta di ChatGPT è stato: potresti avere la cistite interstiziale. E io mi ricordo benissimo che in quel momento mi è venuto tipo attacco di panico, ho sentito proprio una roba nello stomaco e ho pensato: oh mio Dio, non posso vivere tutta la vita in questo modo. Io non posso pensare tutta la vita di avere continuamente questo fastidio del dover continuamente andare a fare la pipì, come se non ti svuotassi mai, fondamentalmente, no? E da lì è stato praticamente una snowball, è andato sempre peggio, mi rendo proprio conto, e i sintomi sono aumentati sempre di più, perché io avevo sempre più paura. Andavo continuamente, sono andata penso 2 o 3 volte al pronto soccorso, e mentre ero al pronto soccorso mi veniva ancora più paura, perché ogni esame che mi facevano mi dicevano: ah, no, ma non c'è niente, ah, no, ma non c'è niente, l'infezione batterica non ce l'hai più, la vescica è a posto, mi hanno fatto ecografie, risonanze magnetiche, di tutto e di più, hanno escluso qualunque cosa che potesse essere un tumore, che potesse essere un mio problema della vescica che non si svuotava, hanno escluso qualunque cosa. E quindi escludendo tutto, ma io continuando ad avere poi a quel punto da fastidio, è iniziato a diventare dolore fortissimo. Ho iniziato proprio ad avere dei dolori enormi, non riuscivo a camminare, non riuscivo a lavorare, non riuscivo più a fare niente, ma è stata una cosa che si è evoluta in maniera molto veloce. Nel giro di 2 o 3 settimane ho iniziato a sviluppare dolori sempre più forti, fondamentalmente. Quindi dal semplice fastidio della cistite siamo arrivati a dei dolori dove addirittura una volta in ospedale mi hanno dato il Tavor, cioè mi hanno dato una cosa fortissima e non mi ha fatto assolutamente niente. Quindi immaginati lì la mia paura in quel momento, perché ho pensato: se neanche un antidolorifico così forte fa niente su questo dolore, io non posso pensare di vivere tutta la mia vita così. E quindi ho iniziato ad andare in pellegrinaggio tra urologi, uroginecologi, li ho provati tutti. E poi io vivo in Inghilterra, quindi li ho provati in Inghilterra, in Italia, in tutti i luoghi, in tutti i mari, fondamentalmente. E ovviamente ogni volta ricevevo una diagnosi diversa: cistite interstiziale, dolore pelvico cronico, addirittura una dottoressa del dolore, come si chiamano? Tipo anestesista, mi ha detto cistite, no, cos'è che mi ha detto? Vescica iperattiva, vescica neurologica, veramente me ne hanno dette di disparate. Quindi ovviamente da lì inizia a prendere farmaci di ogni tipo, tra cui pregabalin, cose a livello proprio che andavano ad agire sui nervi,
E quando ho iniziato a prendere quei farmaci che andavano a agire sui nervi, ho sentito un miglioramento temporaneo, però qual è il problema? Che appena li ho smessi, è come se dentro di me avessi sentito quella paura del non prendendo più questo farmaco, non c'è quella cosa che mi aiuta a non avere più dolore, quindi ovviamente il dolore è ritornato, ma io sono sicura che non fosse per il farmaco di per sé, era perché quando lo prendevo mi sentivo che c'era qualcosa che stesse funzionando fondamentalmente. E, Ti dava e sicurezza. mi dava sicurezza, esatto. Se non che arriviamo al punto in cui vado da questo urologo molto famoso in Inghilterra che mi dice sì, no, tu hai la cistite interstiziale, mi dà una dieta da fare dove praticamente non potevo mangiare quasi niente, sì, pollo e riso e broccoli. E io, che sono una persona che adora andare a mangiare fuori, io adoro il cibo, adoro cucinare, per me quello è stato l'inizio della fine. Ho detto io non posso pensare di vivere una vita così, ma secondo lui, a seconda dei cibi che mangiavo, andava a peggiorare la situazione alla mia vescica. Allora ho detto va bene, proviamo anche questa dieta. E nel frattempo faccio anche un'idrodistensione con lui, quindi mi allargano la vescica per aumentare la capacità. Tutto ciò per dire che le cose non migliorano, inizio a fare instillazioni vescicali, tutte cose estremamente costose, estremamente costose, parlo di tanti soldi, e tutto privato. Quindi instillazioni vescicali, quindi mi andavano a mettere un liquido inserito tramite un catetere direttamente in vescica, ne ho fatte tante, 10, 12, non ho avuto nessun tipo di beneficio. E quindi, non potendomi rassegnare a quest'idea, una settimana, due, anzi una settimana sono stata talmente male che ho dovuto prendere, diciamo, mi sono presa una pausa dal lavoro e in quella settimana ho fatto tantissime ricerche. Ho fatto tantissime ricerche e sono approdata tra un blog, tra un Reddit, tra un forum e l'altro, ricerche scientifiche, sono approdata su questo concetto del dolore nociplastico. E quindi ho iniziato ad ascoltare le testimonianze. Vabbè, poi io guardando tutti in inglese, io cercavo solo siti inglesi, cioè americani, no? Quindi penso che per me fosse stato più semplice e più immediato arrivare a trovare quello di cui avevo bisogno perché non avevo il problema della lingua. Se uno magari si focalizza all'Italia, penso sia più difficile perché ci sono meno fonti. Certo. Non scrivi dolore E- nociplastico. Esatto. E quindi ho iniziato a guardare tutti questi canali YouTube, Dan Bublio, ce ne sono tanti, Schubiner, Alan Gordon, cioè ho iniziato a leggere tutte queste cose in inglese, ascoltare blog, ascoltare interviste, alcune di queste interviste appunto anche sul dolore alla vescica, quindi dolore pelvici, e mi sono riconosciuta tantissimo. Cioè in quel momento ho proprio cliccato perché quello che loro raccontavano era esattamente quello che stavo vivendo io, cioè un momento di estremo stress, perché prima di avere appunto questa famosa cistite dalla quale è partito tutto, io ero in un periodo estremamente stressante della mia vita, per varie vicissitudini personali, e quindi mi ritrovavo tanto nelle testimonianze di queste donne che dicevano ho avuto una sorta di trauma anche, no? Perché io mi ricordo anche tutte le volte che sono andata in ospedale, una di queste volte, per un'altra problematica che ho avuto, mi hanno detto, ah, hai un'embolia polmonare. Quindi cioè, io arrivavo, quando ho avuto questa cistite, arrivavo da un periodo in cui ho avuto tantissimo pericolo, mi sono sentita in pericolo per la mia vita, svariate volte quando sono andata in ospedale, e era unito al fatto che stavo attraversando un momento estremamente complesso e stressante nella mia vita privata. E quindi mi sono ritrovata tanto in queste testimonianze in cui parlavano proprio di come tutto sia nato a ridosso, no? Quasi di eventi traumatici o comunque eventi molto, molto stressanti nella propria vita. Perché nessuno te l'aveva mai chiesto dei dottori che ti hanno fatto una diagnosi? No, no, anzi, ti dirò di più, e questa è una cosa che mi ha fatto arrabbiare tantissimo.
quando poi ho iniziato a leggere di questo dolore nociplastico, perché io all'epoca andavo ancora dall'urologo a farmi fare queste instillazioni vescicali, ho avuto un po' di mesi in cui ho portato avanti entrambe le cose, entrambe le vie, e quando io provavo a tutti questi dottori a dire, ma non è che magari il sistema nervoso, ma non è che potrebbe essere qualcosa legato, no? Il fight and flight, cioè ho provato a dirglielo tante volte, io addirittura ho parlato del dolore nociplastico perché lo stavo leggendo e per me erano medici, quindi dal mio punto di vista se gli raccontavo ricerche che io avevo fatto, per me loro dovevano dire, ah, Forse? cavolo, guardiamoci, no? Pensiamoci, no, invece loro proprio dismissed completamente. Dicevano no, sarebbe ingiusto dire che è il tuo sistema nervoso, cioè qua è un problema alla vescica. E io gli dicevo, ma scusate, io ho interrotto a un certo punto quella dieta assurda che voi mi avete chiesto di fare, ho ricominciato a mangiare pepe, peperoncino, spezie, tutto ciò che vuoi bere, io non bevo quasi mai, però sai, mi sono bevuta il No caffè, il alcol. bicchiere di vino. Eppure cioè, non c'è stata nessuna differenza tra il prima e il dopo. Quindi dicevo no, deve esserci, cioè non è fisico, non è strutturale, perché io stessa avevo dei momenti in cui avevo tantissimo dolore e poi magari mi assopivo sul divano, cioè, mi addormentavo leggermente e mi svegliavo che non avevo più dolore. E poi magari mi ritornava. Quindi cioè, io mi rendevo, cioè, se fosse stato unicamente Certo. fisico-strutturale, non era una cosa che facevo lo switch on and off e poi cambiava da una parte all'altra del pavimento pelvico, diciamo così, no? Cioè girava. E a seconda delle giornate era magari più la frequenza urinaria o più il bruciore all'uretra o più il bruciore vaginale, cioè era comunque in costante movimento, non era fisso e non era uguale anche dell'intensità e soprattutto gli antidolorifici non facevano niente, E proprio. tu avevi notato che però invece con il tuo stato emotivo ci azzeccava, cioè era lì. Ora, dopo quando tu hai letto quello, possibile collegamento perché tu sei una ragazza curiosa e quindi sei andata tu a leggere. Cos'è successo dopo? Cioè, il dolore è andato giù subito così o non hai sentito in realtà un Allora, sollievo? no, il dolore non è andato, non è calato immediatamente, però ho iniziato appunto, per me erano molto importanti ascoltare queste testimonianze. Infatti ho sempre pensato, mentre lo facevo, dicevo, se arriverò al punto un giorno in cui starò meglio, ok? Vorrò dare la mia testimonianza se possibile, perché voglio che altre persone che si trovano nella mia stessa condizione sappiano che c'è una speranza, no? C'è, concreta. Cioè, non è come nei forum che leggi dove dicono la cistite interstiziale passerai una vita terribile tutta la vita, dovrei arrivare a toglierti la vescica, perché poi inizi a leggere delle storie terrificanti di persone che si sono tolte la vescica e comunque continuano ad avere questi dolori. E allora clicchi, allora dici, ma allora non è l'organo di per sé, no? È qualcosa di completamente diverso. E quindi ho iniziato ovviamente a fare sì, delle meditazioni che avevo trovato su YouTube, ma soprattutto a leggere tanto di questa condizione, non so neanche se chiamarla condizione, sì, di Sì, questa sì, è cosa una condizione. psicosomatica fondamentalmente, e ad ascoltare tante persone che, nelle quali però mi ritrovavo nella loro storia. Cioè per me non era di particolare beneficio ascoltare di chi aveva il mal di schiena o la cervicale. Cioè io avevo bisogno di ritrovarmi nella storia di chi era stato diagnosticato con vescica iperattiva o cistite interstiziale o dolore pelvico cronico per potermi realmente identificare. E più ascoltavo queste storie, e ci sono, e più sentivo la speranza di poter ricominciare a vivere una vita normale, perché la mia vita non era più normale a quel punto, e più calava la paura. Quello che io ho veramente notato è che nel momento in cui la paura cala, il dolore cala. Questo è proprio per me, più che nel mio caso specifico,
più che la meditazione di per sé. Per dire, io non ho mai fatto, e tu Alessio lo sai, la scrittura espressiva, anzi ci ho provato, però mi metteva ancora più ansia perché dicevo, Dio, non so cosa scrivere. Quindi, cioè, per me proprio la scrittura espressiva è una cosa che non rientra E negli va bene. gusti, esatto, quindi non l'ho fatta, eppure sto bene, no? Però ho fatto tanta meditazione, sì, ma la meditazione è una cosa che io ho sempre fatto perché comunque mi piaceva. Quindi utilizzavo questi strumenti che Alessio mi ha dato o in altri posti, non so, in altri canali YouTube o diciamo altre fonti. Quindi utilizzavo questi strumenti, però non per far calare il dolore, ma perché mi facevano stare bene e quindi diminuiva la paura e aumentava la speranza, perché nel momento in cui tu senti altre persone che hanno gli stessi sintomi tuoi, hanno avuto il tuo stesso percorso e adesso stanno bene nel 70, 80, 90, 100% dei casi, allora tu inizi a dire, ma allora non sono senza speranze, no? E questo è quello che ha fatto calare la paura del non avere mai più una vita normale e ha fatto quindi calare il dolore, perché non ero più in quello stato costante di paura, fondamentalmente. Ed era per te E, una prova, ad aver visto che comunque se calava la paura, calava il dolore, allora sì, dici, allora farò calare sempre più la paura così che io possa ritornare a stare bene. Però immagino che non è così facile quando poi il dolore torna su, perché no, non è stata una discesa no, che è dritta, no? È no, stato un altalenarsi. è un'altalena e lo è tuttora. Io non posso neanche paragonare la me di luglio, la me del 24 luglio, insomma, quando stiamo facendo l'intervista adesso, del 2025 rispetto a oggi. Quella era una persona, non me lo scorderò mai, nel dolore più totale, ero seduta abbiamo una casa al mare, abbiamo un bellissimo terrazzo, un mare, vedevo il mare e avevo questo dolore enorme dentro di me, ho pensato, non potrò mai più godere nella mia vita di questo momento. Cioè, non potrò più sedermi sulla sedia, bevendomi il caffè dopo cena, e guardando il mare e viverlo. Cioè, non so come dire, perché il dolore mi aveva presa completamente, cioè era totalizzante. E la stessa cosa, sono andata un paio di mesi dopo con mia mamma qua a Londra a guardare i fuochi d'artificio, mi ricordo che avevo molto, molto, molto bruciore. Guardavo le altre persone e dicevo come sono fortunate, possono godersi i fuochi d'artificio. Io invece li guardo, ma come da spettatore distante, perché io sono completamente immersa nella mia bolla di dolore, no? Vedo solo quello. E quindi se penso alla me oggi, dico, non siamo la stessa persona. E tutto questo lo devo al percorso che ho fatto, ma soprattutto alla consapevolezza che ho acquisito di quello che è il dolore nociplastico. Però io penso lo scatto vero di averlo fatto nel momento in cui ho deciso dentro di me, senza dubbi, che quello era il mio problema, che era lì l'origine del mio dolore, che l'origine del mio dolore non era strutturale, non era l'organo vescica di per sé, ma era il sistema nervoso. Nel momento in cui io l'ho veramente accettato, ma veramente nel profondo, non ma sì, però per iniziare non ti serve crederci totalmente, ti serve avere quel minimo di curiosità, no? Non avere la totale chiusura rispetto alla possibilità che effettivamente possa essere dolore nociplastico. E poi penso la fiducia nel percorso, l'acquisisci man mano che vedi dei piccolissimi baby step o che inizi a vedere delle correlazioni, perché io mi rendevo conto, dicevo, magari avevo avuto una giornata estremamente stressante a lavoro, avevo litigato con la mia collega, no? E iniziavo a sentire,
e i sintomi iniziavano ad aumentare, quindi poi mi prendeva la paura, dicevo no, non posso di nuovo avere questo dolore terribile, non ce la posso fare, e più io andavo, tra virgolette, nel panico, e più il dolore aumentava. E quindi inizi proprio a vedere queste correlazioni continue, diciamo. Molto comune, infatti lo stress è il punto centrale proprio di queste problematiche che possiamo anche chiamare conflitti, che possiamo anche chiamare traumi, che possono arrivare anche quindi da molto prima di quando è arrivato il sintomo. Una cosa che ci tenevo a chiederti, Alessia, era il fatto che molte persone pensano che basta che mi rilasso, perché se uno pensa se è stress, allora mi devo rilassare, mi devo prendere Mhm. una vacanza, devo cercare di mantenere un mio sistema nervoso che non vada su di giri, ok? E siccome la mindfulness, la meditazione è da migliaia di anni che si sa, secondo te, nel tuo percorso, la differenza di quella meditazione che magari sapevi prima di questo percorso e quella che invece hai capito dopo, è cambiata? È cambiata il tuo modo di vedere la meditazione oggi? E dimmi se in realtà oggi fai della meditazione o se continui con le tue pratiche, perché hai detto non le continuo più come prima, a Mhm. volte non faccio assolutamente nulla, e quindi cos'è che fai? Con i dolori, se i dolori vanno su o i sintomi vanno su, perché anche qui la guarigione è una parolona, io preferisco sempre non parlarne di questa parola guarigione perché una persona pensa, ah, zero sintomi totalmente. No, non No, è zero sintomi, è un cambio però di vita. Vai, ti sì. lascio la parola. Io non credo che la guarigione sia non avrai mai più quei sintomi, ma è saperli gestire quando arrivano. Cioè sapere che non sono derivati da un problema fisico, ma per qualsivoglia motivo in quel momento il tuo sistema nervoso si sente in allerta. E può essere una cosa magari accaduta anche qualche giorno prima, non necessariamente in quell'esatto istante, però c'è build up, no? Magari nei giorni prima hai avuto degli eventi Cresce. stressanti, esatto, cresce per qualunque motivo. Io, diciamo, rispetto a appunto a intanto, diciamo, la range di sintomi che ho è cambiato, è diminuito. Quindi lo conto sulla punta delle dita in un mese i giorni in cui ho il bruciore davvero tanto fastidioso. Non ho più avuto episodi di quel dolore da farmi piangere, ok? Da costringermi a letto, ma poi a letto comunque non è che a letto cambi tanto, ecco. E quindi quando mi capita ho dei fastidi, ho sì dei bruciori, magari ho più frequenza urinaria rispetto al solito, però sono sintomi completamente gestibili e che comunque variano da giornata a giornata, da periodo a periodo. Ho fatto l'ultimo paio di mesi, Alessio lo sa, dove non ho fatto né meditazione né scrittura espressiva, quella mai fatta, però né meditazione né Tapping. tapping né altre cose particolari perché non ne ho avuto il tempo. E in quel momento per me era più stressante, no? Cioè, secondo me andavo più in fight and flight nel cercare di trovare il tempo per fare la meditazione, perché se non la facevo mi tornava il dolore, che non semplicemente vivere la mia vita e basta. E nei giorni in cui ho dei sintomi un po' più accentuati, lo accetto, anzi li ringrazio se vuoi, perché mi fanno capire che c'è qualcosa che probabilmente mi sta ribollendo in pentola. Quindi non ho neanche bisogno dello psicologo, capito? Cioè, È un'antenna, è una vera e è propria antenna. un'antenna, cioè risparmi un sacco di soldi perché è proprio la tua vescica che te lo dice, guarda che c'è qualcosa che non hai risolto, quindi che devi guardare dentro a quello che sta succedendo. Però sono tornata ad essere una persona solare, non mi precludo niente, mangio quello che voglio, bevo quello che voglio, e faccio attività fisica. E certo, ho i miei fastidi ogni tanto, giorno più, giorno meno, ma sono accettabili nella totalità di quello che invece mi avevano prospettato un anno fa, che è passerai tutta la vita con dei dolori cronici
irreversibili, incurabili, non potrai mangiare e bere niente di quello che potevi mangiare e bere prima e fondamentalmente passerai la tua vita a sopravvivere il dolore. Ecco, non è neanche paragonabile. Assolutamente, questa è la vera guarigione, no? Quella del cambio di stile di vita, non vivere di paure, essere liberi di fare quello che si vuole. Ovviamente, quando ti porti in uno stato di stress, sai che non è di beneficio per te, per il tuo corpo, e quindi lasci la presa. A volte la lasci, o immagino la presa, molte persone la lasciano troppo in ritardo, quando i sintomi sono già là, però alla fine sappiamo che non si muore, che non sono sintomi che ti devi tenere per tutta la vita. Io spero che nei prossimi mesi andranno sempre ancora più giù di quelli che insomma sono arrivati adesso. E sono di grande, penso che tu sia stato di grande aiuto in questa pochi 20 minuti, 30 minuti per quelle persone che soffrono di questi sintomi. È vero che non siamo tutti uguali, è vero che non tutti i sintomi sono di questa natura, però la maggior parte lo è. Ho intervistato Howard Schubiner qualche settimana fa, stiamo parlando di 80-90% dei casi, e non è poco, no? 8 su 10, 9 su 10 dei sintomi che sentiamo. Ora abbiamo parlato di vescica, ma è giusto perché sei tu la persona adesso a parlarne, ma molti sintomi sono di questa natura. Cos'è che vuoi lasciare quindi negli ultimi minuti, Alessia, a quelle persone che dicono: ma da dove devo iniziare in modo autonomo? Dove devo cercare? Cosa posso cercare? Fai finta che c'è Alessia di un anno fa di fronte a te e dici: inizia da questo. Allora io direi inizia a informarti, perché la conoscenza per me è la chiave. E leggi del dolore neuroplastico, che possa essere sul canale YouTube di Alessio o che possa essere sulla pagina ufficiale di Schubiner, o che ne so, per esempio YouTube da Buglio, anche mi è servito tantissimo, lui ha tantissime interviste, quindi e leggere libri, se possibile. Quindi diciamo per me la conoscenza è veramente la chiave, perché nel momento in cui tu conosci il dolore nociplastico e capisci che sì, effettivamente potrebbe essere quello che hai tu, io dico semplicemente di tenere il cuore aperto a questa possibilità, di non chiuderti, non so, per esempio anche la fibromialgia, no? No, ma mi hanno detto che la fibromialgia non guarirà mai, cioè, no, anche a me l'hanno detto che era una condizione cronica, avrei sofferto tutta la vita, eppure se ti lasci aperta la possibilità, ok, la speranza, che è gratis, cioè sperare è gratis, no? Quindi si può fare, e ti informi e provi a leggere quello che c'è in giro, e ce n'è tanti di materiali, ovvio, magari in italiano è un po' più difficile, ma c'è Alessio, per esempio. Quella per me è la cosa più importante. Poi da lì capisci quello che è, quello che si adatta di più a te. Ad esempio, per il journaling c'è anche il Nicole Sachs, cioè se ne sono tantissime adesso di fonti in giro e bisogna solo capire qual è quella che si adatta di più a te, alla tua personalità, ma soprattutto lasciare aperta la possibilità che il dolore nociplastico possa essere la soluzione, possa essere effettivamente il tuo problema e non necessariamente una cosa cronica, inguaribile, perché già soltanto la parola cronica ti fa venire l'ansia e quindi non aiuta il sistema nervoso. E quindi già proprio essere aperti all'idea, avere quella curiosità abbastanza di dire, vabbè, I give it a shot, no? Questo mi sento di dire. Wow, grazie Alessia, potresti fare il mio lavoro adesso. Grazie ancora a te e alle persone che ci hanno sentito. In descrizione trovate vari strumenti o cose da leggere che magari possono aiutarvi a iniziare questo percorso. Ok? A presto. Ciao Alessia. Ciao.